Buongiorno, le principali notizie. Blitz antidroga a Ragusa e Milazzo, smantellate piazze di spaccio di cocaina e crack per un giro d'affari illecito milionario. Corruzione all'Ars, Carmelo Vetro, mafioso di Favara, non sapendo di essere intercettato, parlava dell'ex manager del Policlinico di Messina, Salvatore Iacolino, ora indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione, e della campagna elettorale dell'assessore Tamaio. Terremoto al Ministero della Giustizia, si dimettono Del Mastro e Bartolozzi, il capo di gabinetto del ministro Nordio era finita nella bufera dopo un'esternazione sulla magistratura nel corso della trasmissione Il Punto sulla nostra emittente. A Gela torna l'emergenza acqua, ma questa volta non è per la siccità. Le dighe continuano a sversare in mare per problemi di sicurezza. Gli agricoltori protestano e dicono in estate i campi di nuovo a secco. Crisi internazionale, caro carburanti e prezzi di benzina e gasolio alle stelle. In Sicilia il decreto del governo non dà gli effetti promessi. A Catania cani poliziotto fiutano hashish e marijuana nell'armadio di un'abitazione a Picanello, arrestato un 47enne, indagini per risalire alla piazza di spaccio. Serie C, pareggio interno per Viali sulla panchina del Catania, rossazzurri in vantaggio con Bruzzaniti riacciuffati da Ferrara. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca perché c'è stata un'operazione antidroga dei carabinieri di Milazzo. Siamo nel Messinese che hanno arrestato 17 persone. Ci dice tutto Francesco Triolo. Maxi operazione antidroga tra Milazzo e Messina, sono 17 gli arresti operati dai carabinieri all'alba nei confronti di persone ritenute coinvolte a vario titolo in un'organizzazione dedita allo spaccio. Un sistema strutturato, secondo gli investigatori, capace di rifornire diverse piazze tra Milazzo e il capoluogo peloritano. Si tratta di un duro colpo al traffico di stupefacenti nel territorio tirrenico. Le indagini infatti hanno ricostruito un'attività continua di vendita di droga con un'organizzazione ben definita e ruoli precisi all'interno del gruppo. Al centro dell'inchiesta un giro d'affari che sfruttava anche situazioni di fragilità sociale e stato di bisogno degli acquirenti. Nel corso dell'operazione sono stati eseguiti arresti e perquisizioni con il sequestro di sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per il confezionamento e la distribuzione delle dosi. Un'azione che si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e contrasto allo spaccio, già intensificato negli ultimi mesi con interventi mirati tra Messina e la sua provincia, dove episodi simili continuano ad emergere con frequenza. Le indagini comunque proseguono per chiarire eventuali ulteriori collegamenti e ricostruire l'intera rete di distribuzione. E in un altro blitz antidroga della polizia, questa volta a Ragusa, sono state arrestate 10 persone. L'indagine drug parking, partita nel 2023, ha smantellato una rete di spaccio di marijuana e cocaina tra Comiso e Vittoria. Il giro d'affari, secondo gli investigatori, si aggirava ai 2 milioni di euro. Veniamo alla corruzione all'Ars. L'indagine va avanti perché Carmelo Vetro, mafioso di Favara, non sapendo di essere intercettato, parlava dell'ex manager del Policlinico di Messina, Salvatore Iacolino, ora indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione, e anche della campagna elettorale dell'assessore Tamaio. Sentiamo Desirée Ferlito. La campagna elettorale gliel'abbiamo finanziata, lui e Tamaio. Deve fare quello che chiediamo. Parole pesanti pronunciate senza sapere di essere intercettato. A parlare è Carmelo Vetro, ritenuto vicino ad ambienti mafiosi di Favara. Nel mirino degli inquirenti l'ex manager del Policlinico di Messina, Salvatore Iacolino, suo compaesano, oggi indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. L'intercettazione è agli atti dell'inchiesta della Procura di Palermo, che coinvolge lo stesso Vetro e il funzionario regionale Giancarlo Teresi. Per entrambi il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. Deve fare quello che noi gli chiediamo, insiste Vetro, parlando con l'imprenditore Giovanni Aveni, anche lui indagato. Al centro delle indagini una presunta rete di rapporti e favori che, secondo l'accusa, avrebbe permesso al boss di inserirsi nell'amministrazione regionale tra sanità e lavori pubblici. Tra i casi sotto la lente dei magistrati anche la procedura per l'accreditamento sanitario della società Arcobaleno, riconducibile allo stesso Aveni. Un quadro che, se confermato, delineerebbe un sistema di relazioni opache tra imprenditoria, politica e criminalità organizzata.
Cadono le prime teste nel centrodestra dopo la vittoria del no. Si dimette la palermitana Giusy Bartolozzi, capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, finita nella bufera per una frase proprio citata durante la trasmissione Il Punto del nostro Luca Ciliberti. Sentiamo Manlio Viola. La vittoria del no comincia a mietere vittime nel governo Meloni. La palermitana Giusy Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, si è dimessa dall'incarico. Analoga decisione ha maturato il sottosegretario Andrea Del Mastro, che ha consegnato una lettera con le proprie irrevocabili dimissioni. Bartolozzi, mai messa in discussione dal ministro Nordio, era finita nella bufera per una frase infelice pronunciata durante la trasmissione Il Punto. In quella occasione aveva definito la magistratura un plotone d'esecuzione, causando una reazione indignata dei magistrati, categoria della quale Bartolozzi fa parte provenendo proprio dai ranghi della magistratura. Su indicazione dello stesso ministro, all'indomani aveva chiesto scusa per la frase e chiarito il proprio pensiero, relegando il concetto solo a una specifica parte ed escludendo di considerare in questo modo l'intero corpo giudiziario. Diversa la vicenda del Mastro, fatto sta che la vittoria del no sembra aver travolto anche gli uomini e le donne del governo e sottogoverno, ritenuti in qualche modo non più adeguati alla prosecuzione dell'attività, vuoi per responsabilità oppure per immagine. I bene informati sostengono però che il terremoto in casa centrodestra nazionale è appena cominciato. Il valore del progetto del ponte sullo Stretto è cresciuto di 4 volte, così per il presidente dell'ANAC occorre rifare la gara. Parla di progetto ormai avviato, invece la D dello Stretto Pietro Ciucci. Il dibattito oggi in Commissione Ambiente del Senato. Francesco Triolo. Un valore dell'appalto lievitato con un incremento del 248%, senza tenere conto delle attuali spinte inflattive. Le parole del presidente dell'Agenzia Anticorruzione Giuseppe Busia riaccendono le polemiche sul ponte sullo Stretto. Lo ha fatto in Commissione Ambiente del Senato, dicendo che è cambiato il contenuto della gara d'appalto, l'apporto dei privati, il rischio economico e senza una nuova gara si escludono concorrenti con possibili risparmi di fondi pubblici. La direttiva del 2014 dell'Unione Europea stabilisce che il valore di un appalto non può aumentare oltre il 50% rispetto all'importo originario senza indire una nuova gara. Nel caso del ponte, l'appalto vinto nel 2005 dal consorzio Eurolink guidato da Impregilo, oggi WeBuild, valeva tra i 3,8 miliardi e i 3,9 miliardi di euro. Oggi le stime governative parlano di oltre 13 miliardi e mezzo di euro, un incremento di circa appunto il 248%. Se Busia quindi rallenta, l'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci, sempre in audizione in Commissione Ambiente, parla di iter approvativo che può essere completato entro la fine dell'estate 2026. Per il ponte le uniche varianti per lavori, ha detto Ciucci, che in ogni caso rientrerebbero nel limite del 50%, riguardano il tracciato ferroviario con le 3 stazioni, così come indicato dall'amministrazione comunale di Messina e recepito nel progetto definitivo del 2011. Adesso a Gela torna l'emergenza acqua, ma questa volta non è la siccità. Le dighe continuano a sversare in mare per problemi di sicurezza. Gli agricoltori protestano, dicono in estate i campi saranno di nuovo a secco. GR Italia. L'acqua c'è, ma non arriva nei campi. Nella piana di Gela, tra le più estese e fertili della Sicilia, continua il paradosso delle dighe. Mentre gli invasi rilasciano acqua a mare, gli agricoltori denunciano una nuova emergenza irrigua. A preoccupare è soprattutto la diga di Sueri, che continua a sversare senza riuscire a trattenere risorse idriche fondamentali. Un problema strutturale che va avanti da anni e che oggi, nonostante le piogge, rischia di lasciare a secco le colture estive. Le proteste si moltiplicano tra i produttori agricoli. Senza acqua non si semina, non si investe e sempre più aziende sono costrette a fermarsi. L'allerta ha riguardato anche la diga Cimia, l'unica che ancora riesce, seppur in modo limitato, a invasare acqua. Nei giorni scorsi erano partite operazioni di sversamento per il raggiungimento della soglia massima consentita, un limite imposto per motivi di sicurezza. La diga non può superare una determinata quota, riducendo drasticamente la capacità rispetto al potenziale reale. Intanto dal territorio cresce la pressione sulle istituzioni. L'amministrazione comunale mantiene il dialogo con Regione e Consorzio di bonifica. In questo momento comunque la diga Cimia è stata chiusa, il problema è legato alla sicurezza della diga, non può superare l'invaso di 135 metri sul livello del mare. Oltrepassando questo limite devono per forza, su richiesta del Dipartimento Diga, devono per forza fare scendere il livello, perché per motivi di sicurezza oltre quel livello non si può andare. Sul tavolo progetti di interconnessione tra gli invasi e interventi di manutenzione, ma per gli agricoltori il tempo ormai è scaduto. Gli agricoltori, alcuni hanno già chiuso la partita IVA, altri sono in procinto di chiudere.
Questa è una delle più fertili piane d'Italia, ha tanto sole e terreno fertile, ma manca un elemento essenziale per fare agricoltura, l'acqua. Nuova opportunità per le imprese siciliane colpite dal ciclone Harry, riaperti i termini per accedere ai contributi straordinari. Vediamo tempi e modalità nel servizio di Desiree Ferlito. Nuova occasione per le imprese siciliane colpite dal maltempo, riaperti i termini per accedere ai contributi straordinari dopo i danni provocati dal ciclone Harry dello scorso gennaio. La regione siciliana, con un decreto firmato dal dirigente generale del Dipartimento Attività Produttive Dario Cartabellotta, offre una nuova opportunità, soprattutto alle aziende balneari e a quelle che operano lungo i litorali, tra le più danneggiate dagli eventi calamitosi. Le domande potranno essere presentate a partire da domani, mercoledì 25 marzo, dalle ore 12 fino alle ore 12 di venerdì 10 aprile 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata. Confermate anche le modalità semplificate, non sarà necessario dimostrare la regolarità contributiva né presentare una perizia asseverata. Basterà un'autocertificazione per accedere agli aiuti. Intanto prosegue l'attività di sostegno. Irfis ha già erogato oltre 7 milioni di euro a favore di 381 imprese ritenute ammissibili, colpite non solo dal ciclone Harry ma anche dalla frana di Niscemi. Un intervento che punta a dare respiro immediato al tessuto economico locale e a sostenere la ripartenza delle attività messe in ginocchio dal maltempo. La Sicilia è diventata simbolo del caro carburanti nel paese. Nonostante il calo del 10% delle quotazioni del petrolio, in Italia i prezzi dei carburanti continuano a correre senza freni e la nostra isola detiene il primato. Neppure la recente manovra del governo riesce a contenere l'impennata. Veronica Barbarino. Secondo me lo Stato dovrebbe essere più presente e fare dei controlli a tappeto, perché non può essere che dobbiamo sempre essere solo noi di pagare questa situazione. Giù del 10% la quotazione del petrolio, ma su il prezzo dei carburanti. Non arresta l'impennata in Italia, neppure a seguito della recente manovra del governo. Il diesel, infatti, ha ormai superato stabilmente la soglia dei 2 euro al litro, ma è la Sicilia a far registrare il dato più clamoroso. Nell'isola il prezzo medio del gasolio vola fino a 2,035 euro al litro, conquistando il poco invidiabile primato nazionale. Anche la benzina non si sottrae ai rincari, con un prezzo medio che sale a 1,73 euro al litro. Uso pochissimo la macchina, quindi non mi colpisce direttamente, però sì, effettivamente è un po' una rottura di scatole. I consumatori sono stanchi, un andamento a rialzo che rosica giorno dopo giorno lo sconto sulle accise e pesa sempre più nelle tasche dei cittadini, soprattutto siciliani. La Sicilia detiene da oggi un triste primato. Il costo dei carburanti è inesorabilmente aumentato. Pertanto il Codacons chiede un intervento delle autorità preposte a verificare cosa stia accadendo nel comparto. C'è chi propone una forte presa di posizione dei consumatori. L'unica cosa sarebbe di fermarsi tutti una settimana, mandare un messaggio che siamo tutti speciali a usare i smartphone e bloccarci una settimana, tutti. A Catania i cani poliziotto fiutano hashish e marijuana nell'armadio di un'abitazione nel quartiere di Picanello. Arrestato un 47enne, indagini per risalire anche all'eventuale piazza di spaccio. Tonino De Mana. Occultava stupefacenti nell'armadio della camera da letto, ma il fiuto dei cani poliziotto ha scoperto un nascondiglio e messo nei guai un 47enne di Catania, arrestato al culmine di un'operazione antidroga effettuata in un'abitazione di via Cagnoni, nel popoloso rione di Picanello. Nascosti in borse frigo sono stati rinvenuti oltre 2 kg di hashish e quasi 600 grammi di marijuana. A fare la scoperta sono stati gli agenti delle volanti della squadra cinofili della questura di Catania. Oltre alla droga sono stati sequestrati un bilancino di precisione e diverse buste per il confezionamento. Il 47enne è stato trasferito nel carcere di Piazza Lanza. Indagini sono in corso per risalire alla destinazione della droga che avrebbe fruttato ottimi introiti alla criminalità organizzata. Breve pausa e poi andremo a Santa Maria la Scala per vedere qual è la situazione dopo la caduta del grosso masso proprio vicino ad alcune abitazioni.
A Santa Maria la Scala, un sopralluogo della Protezione Civile dopo la caduta del grosso masso vicino alle abitazioni. Sentiamo Simona Mazzona. Voi dove abitate? Quella casa lì sopra. E questo è il masso, lo vediamo da vicino, che ha destato tanta paura tra i residenti di via Grotte delle Colombe. Si è staccato da là sopra, vedete, accanto a dei ficodindia quasi secchi, e le abitazioni sono lì, a pochi metri. Quando è caduto il masso lei dov'era? A casa. Però non ero moto, ma faceva dalla porta. Mezz'ora prima ero qua sotto io. Marito e moglie, proprietari del terrazzamento dove il grosso masso ha arrestato la sua caduta, si sentono miracolati, ma oggi è il giorno dell'intervento e delle rassicurazioni con il sopralluogo della Protezione Civile assieme al sindaco di Acireale, Barbagallo. Pare si tratti di un caso isolato, un evento eccezionale a causa delle forti piogge di questi giorni, a cui si aggiunge la tipologia del terreno. La vegetazione e le radici in questo caso non aiutano? No, in questi casi, siccome la timba è un corpo roccioso, fratturato, i bacolari per esempio e il fico d'India tendono a divaricare queste fratture, a consentire alla sabbia, ai limi di entrare all'interno. Quando si imbibiscono d'acqua rigonfiano e quindi allargano le fratture. Per scongiurare altri episodi occorre puntare sulla progettualità. Chiederemo alla Protezione Civile una mappatura di tutta quest'area proprio sopra le case, appunto per verificare se ci sono altri possibili cedimenti. In atto interventi per preservare tutta la timpa. Abbiamo in questo momento un progetto di 5 milioni proprio per eliminare il ruscellamento dall'altra parte della timba, sopra sempre la frazione Santa Maria la Scala. La strada al momento resta chiusa mentre l'amministrazione ha cercato di rassicurare i residenti, nessuna frana in atto in questo punto. A Catania, sgombero imminente alla Palestra Lupo, il centro sociale occupato che dovrà lasciare posto a un parcheggio a pochi passi dal Teatro Bellini. Non si può demolire un'idea, rivendicano gli occupanti. Sentiamo Lorena Dolci. In poche ore hanno tirato su le transenne, liberato gli stalli. Con i cartelli zona rimozione è arrivato l'avviso per gli occupanti della Palestra Lupo, centro sociale al centro di Catania, a 2 passi dal Teatro Bellini, che dovrà essere demolito per fare spazio ad un parcheggio con infopoint e zone a verde. C'è tensione qui alla Palestra Lupo, in questa ex stazione occupata ormai da 15 anni, lo sgombero sembra ormai dietro l'angolo. Gli occupanti hanno creato un presidio permanente davanti alla struttura, ma non vogliono parlare, affidano le loro dichiarazioni a questo volantino. Fanno il deserto e lo chiamano decoro, hanno scritto. Sgomberano la Lupo per l'ennesimo cantiere di una città vetrina ad uso e consumo dai turisti. Ma non si può demolire un'idea, dicono gli occupanti, giovani e meno giovani del mondo antagonista, oggi più incazzati che mai. Fuori striscioni di protesta, un presidio temporaneo, materiale accatastato e giacigli di fortuna. Dentro, ci dicono, non c'è più niente di uno spazio frequentato fra l'altro da tante band giovanili. Le telecamere restano fuori, la tensione è palpabile, lo sgombero imminente. Non parla neanche il comune che va avanti con il progetto, entrato ormai nella fase esecutiva, costo quasi 4 milioni di euro, finanziato con i fondi PNRR. Dopo il centro sociale Auro, l'Experia e il consultorio di via Gallo, tocca anche a quest'ultimo spazio autogestito in città. La domanda che tanti si fanno è se ci sarà uno sgombero forzato o un rilascio concordato della struttura. Una breve pausa alla pagina dello sport con il calcio. Eccoci al calcio, esordio con un pareggio interno per Viali sulla panchina del Catania. Rossazzurri in vantaggio con Bruzzaniti e riacciuffati da Ferrara. Marco Carli. Rivoluzione a metà, nel gioco e nel risultato. Ci può stare considerando che Viali è arrivato da poco e ha già deciso di dare un sistema diverso alla sua squadra, ma il pareggio lascia l'amaro in bocca per il primo tempo negativo e perché nella ripresa il Catania contro il Casarano gioca meglio, va in vantaggio ma subisce il gol del pari, il primo in casa della stagione, e vede avvicinarsi le avversarie dirette nella corsa al secondo posto. Salernitana -5 e Cosenza -6. L'avvio della partita non è dei più promettenti, il Catania fatica, si vede che deve ancora assimilare i dettami del nuovo tecnico. Chirico fa paura, Dini salva il risultato. Abbiamo sofferto le sortite del Casarano quando eravamo in possesso di palla, però sicuramente dovevamo giocare più in pulizia, ma la responsabilità di questo problema iniziale chiaramente è mio, perché ho chiesto cose
che magari erano meno abituati. Nella ripresa arrivano due buone notizie: il primo gol di Bruzzaniti che esulta e si mette alle spalle i pensieri negativi, e poi il ritorno in campo di Ciccerelli, acclamato dal pubblico che in lista ha preso il posto di Ponsi. In mezzo il gol del pari di Ferrara, favorito dagli errori di Pieraccini e preceduto dalla sostituzione di Caturano, che ha dato campo e coraggio ai pugliesi. Pensavo di poter dare la possibilità a giocatori con caratteristiche diverse, meno di manovra ma più di profondità per chiudere la partita. Nel finale arrivano due occasioni, ma l'1-1 non cambia. Viali ora prepara Latina, si gioca sabato, come lui stesso ha detto: flessibilità, cambiamento ma anche poco tempo, è la realtà del Catania attuale. Siracusa e Trapani sono in attesa della nuova penalizzazione che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto si preparano ad affrontare un turno che potrebbe essere determinante per la corsa salvezza. Francesco Triolo. Stesso punteggio, sofferenza simile, punti pesantissimi in entrambi i casi. È una classifica cortissima che tra domani e dopodomani potrebbe essere nuovamente stravolta. Intanto però Siracusa e Trapani continuano entrambe a lottare e il prossimo turno potrebbe essere un momento spartiacque per la zona salvezza, perché sia Siracusa che Trapani saranno impegnati in trasferta, gli Aretusei ad Altamura, il Trapani in casa del fanalino di Coda Foggia, e potrebbero arrivarci con la nuova penalizzazione che nelle prossime ore potrebbe ridisegnare la classifica. Tra 5 e 6 punti è quanto si attendono i due club, e considerato che in classifica il vantaggio sul Foggia è di 4 punti, ecco che diventa fondamentale il prossimo turno. Anche perché la corsa non è solo sull'ultimo posto per evitare la retrocessione diretta, ma anche su quintultimo e quartultimo posto, la cui distanza per giocarsi i play-out, lo ricordiamo, deve essere meno di 8 punti, altrimenti scatterebbe la retrocessione diretta senza appello. Sia Siracusa che Trapani però attraversano un buon momento, il pari di Picerno e la vittoria sul Potenza hanno dato fiducia alla squadra di Aronica, mentre il Siracusa nelle ultime 5 partite ha vinto 3 volte e pareggiato una, e da qui alla fine dovrà affrontare sia il Foggia fuori casa che il Trapani all'ultima giornata al De Simone. Io mi fermo qui, è tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.